Cari telespettatori, rieccoci a parlare con FNP CISL, in modo particolare Vicenza. Parliamo di contrattazione, di accordi che vengono fatti dal sindacato con le amministrazioni pubbliche in modo particolare per ottenere condizioni di maggior vantaggio per i cittadini, per le fasce deboli in particolare. È l'ennesimo capitolo che dedichiamo a questo, aprendolo per ogni territorio provinciale, perché l'importanza di aprire queste trattative, questi tavoli di discussione, di lavoro anche, è strategica, perché ci sono degli ambiti dove l'amministrazione non può vedere oltre, o a volte è miope, o veramente non riesce ad entrare a contatto con la realtà vera del territorio, e invece il sindacato ha una sensibilità diversa, una percezione diversa, legata anche a chi si fa istanza al sindacato di certe esigenze, quindi riesce a modulare delle richieste più consone al territorio, alle persone che vivono il territorio. Ed ecco perché è anche importante l'interazione col sindacato da parte dei cittadini che hanno bisogno. FNP CISL è per questo presente su tutti i territori di carattere provinciale e regionale, ma anche i piccoli comuni. Allora, qui con me in studio per aprire questo capitolo c'è Mario Siviero, segretario generale FNP CISL di Vicenza, ben arrivato qui con noi, nuovo segretario generale. Nuovo segretario. In bocca al lupo per il lavoro che l'attende. Renato Riva, operatore della CISL invece di Vicenza. Buongiorno. Ben arrivato anche lei. Lei lavora sodo concretamente, quindi ci racconterà anche casi concreti. Io vorrei incominciare con lei per capire come funziona a Vicenza questa contrattazione sociale, viene definita tecnicamente, però in realtà questi accordi che vengono siglati. Quindi facciamo un po' un quadro dell'area, del territorio di cui vi occupate. Noi ci occupiamo da anni di questo tema e da anni inviamo ai comuni, a tutti i comuni della provincia di Vicenza, delle richieste. Diciamo, la chiamiamo piattaforma, ma non è dopo una piattaforma vera e propria, delle richieste di collaborazione rispetto al tema del sociale che riguarda il territorio dei singoli comuni. In provincia di Vicenza non sono pochi, perché sono 114 comuni, e a questo sollecitiamo un'idea di gestire in modo diverso le risorse che riguardano il sociale. Questa è la cosa. La risposta su questo non è una risposta, diciamo, molto attiva, molto presente da parte dei comuni. Ci sono comuni che rispondono in modo positivo, altri che proprio non rispondono a questo, e sottovalutando il tema che attraverso le associazioni di rappresentanza, che non sono solo quelle sindacali ed altro, il tema del sociale, che riguarda in particolare famiglie disagiate, o riguarda gli anziani o gli handicappati o altre questioni, diciamo, di chi vive un po' ai margini dentro la società e ha difficoltà rispetto anche a entrare, diciamo, nei meccanismi sociali, sarebbe un modo diverso di gestire il territorio, di gestire soprattutto le persone che stanno in quei comuni. E questa è una delle questioni. Sapendo che dove riusciamo a farla, non ultimo abbiamo concluso un accordo con il comune di Longare, è stato un bellissimo accordo, un comune piccolissimo, dove abbiamo quanti abitanti circa? A 2600 abitanti circa. Piccolo perché oltretutto viene fuori da un no di un'aggregazione con i comuni limitrofi che hanno detto di no, più piccoli di Longare oltretutto, e hanno detto di no. Magari perché si arrangiano, perché i comuni, ma certi no, comuni non... anche perché l'incontro col sindaco è giovanissimo, ha 26 anni. Aspetta. Questa è una roba... e io sono rimasto, tutti noi a livello sindacale e unitario, sono rimasti impressionati in modo positivo dalla volontà, dal modo con cui lui si è preso in carico i cittadini rispetto al tema sociale, che è una cosa... Non so, e in tema sociale riguardando le fasce di reddito, riguardando comunque in termini di tutelare chi è più debole dentro la società. Lui ha raccontato questo dato, ha detto: l'associazione sportiva calcio, mi sono accorto che facevano pagare 300 euro a chi si iscriveva, con il risultato di dire: ma è giusto che tutti paghino 300 euro, tutti i ragazzi, non è giusto? E alla fine, perché comunque per una famiglia che ha qualche problema, sì, 300 euro sono sempre tanti. Ecco. E non lì mandi più il figlio cosa a calcio. Ha fatto? Ha applicato anche per l'iscrizione all'associazione calcio di Longare e l'ha applicato l'ISE. Per cui ha fatto l'ISE anche su una cosa nuova, inteso che, per cui, e lui ha detto, questa affermazione, di dire: per me l'ISE non è un meccanismo perfetto, però è l'unico che abbiamo, che in qualche modo riequilibra un tema di come partecipiamo
alla vita sociale in termini economici del Paese e rispetto anche alle risorse. Però ecco, siamo stati colpiti in modo positivo rispetto dalla a questo sensibilità. Ecco, lì questo è un esempio magari di sensibilità dell'amministrazione, no? Perché la sensibilità dove risulta più facile interagire, ma lo fa già di suo, ha fatto questa cosa qui. Invece magari ci possono essere comuni più corposi, no? Anche più ricchi, dove perché non viene facilitato questo accordo? Perché voi avete riscontrato questo trend, cioè comuni magari più in difficoltà, anche più piccolini, eccetera, però a prescindere dalla grandezza, proprio dalle situazioni di budget economico e di disponibilità, quelli che ne hanno meno sono più cioè sono più propensi, gli altri invece che avrebbero più possibilità di farlo, invece più ricchi, diciamo in certo qual modo, non danno grande adito. Diciamo che gli accordi che abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni, adesso, come lei diceva all'inizio, io sono appena arrivato, da poco pensionato. Preso in mano tutto. Adesso ci racconterà Renato Riva che cosa meglio di me, perché lui la segue dall'inizio proprio la contrattazione sociale. No, c'è questo dato che i comuni più ricchi, ma che non sono i più grandi, perché su alcuni comuni più grandi, l'esempio di Thiene, abbiamo chiuso in estate l'accordo. Certo, ecco. Sì. Ed è stato un buon accordo, dopo lo chiamiamo protocollo più che accordo, è altro. No. Sono più i comuni più grandi, quelli che stanno su una fascia di abitanti intorno ai 10.000 abitanti, degli 8-10.000 abitanti, che si sentono in qualche modo autonomi o in grado da soli di gestire la cosa. Qui in termini proprio di valutazione sociale, io credo che la sufficienza di sapere cosa vuole il mio cittadino altro è sbagliata, ma la vivo anche come sindacato che è sbagliata, pensare cosa vuole il lavoratore, cosa vuole il pensionato ed altro, se non vado a capire con loro effettivamente quali sono i bisogni. Questa è la cosa. E credo che attraverso anche l'individuazione e l'associazionismo ed altro, per cui chi associa, indipendentemente cosa associa, l'anziano o altro, credo che parlare con loro sarebbe comunque una cosa diversa di come anche i bisogni vengono espressi dai cittadini rispetto a questo. Assolutamente. Però molte volte è la sufficienza del politico che pensa di saperlo interpretare i bisogni. A volte c'è anche questa presunzione. 114 comuni nell'area del Vicentino, 862.000 abitanti e 60 comuni con abitanti inferiori ai 5.000. Sono numeri importanti. Ci racconti un po' la storia di questi accordi che sono stati siglati nel tempo e di qual è anche la configurazione del territorio, lei che da più tempo ci opera concretamente. Allora, la convinzione che la tutela delle persone passa attraverso, come dire, la creazione delle migliori condizioni, no, all'interno di una comunità per tutti, è un'idea che accompagna da sempre la storia del sindacato, e quindi quando quando abbiamo cominciato a pensare di dire ma come possiamo realizzare meglio, no, questa idea anche nel territorio vicentino, abbiamo pensato a questo percorso di confronto con i comuni, perché lo definiamo più un percorso, non sono singoli incontri che aprono e chiudono, no, un tema, ma sono dei veri e propri percorsi che noi proponiamo, no? Percorsi da fare insieme con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, no? Che possono essere le persone anziane. Sappiamo quanto presente è oggi, per esempio, no, il problema della non autosufficienza negli anziani, ma sappiamo anche che questi sono temi che riguardano anche le fasce anche più giovani della popolazione, cioè le fragilità riguardano sempre di più anche le famiglie. Oggi, quando vediamo che ci sono famiglie magari monocomposte, no, e quindi è una situazione che è un po' sotto gli occhi di tutti. Si tratta però di capire come possiamo insieme affrontarla. Allora, da noi vengono migliaia di persone ogni anno ai nostri sportelli dei patronati piuttosto che dei CAF a chiederci dei servizi e a chiederci, come dire, di aiutarli come fare a trovare delle risposte con le istituzioni locali. Ci sono delle risposte che noi possiamo dare aiutando queste persone a fare delle pratiche, può essere una pratica per un ammortizzatore sociale piuttosto che una richiesta di contributo a un comune, però ci sono risposte più a livello generale che dobbiamo cercare nelle politiche sociali dei singoli comuni. Allora,
è evidente che anche l'organizzazione nel territorio dei comuni incide sulla capacità di risposta. Cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio, lo dicono alcune ricerche fatte anche dai ministeri competenti, la grandezza ottimale di un comune non può essere sotto i 15-20 mila abitanti se vogliamo che l'organizzazione del comune possa, come dire, rispondere nella maniera più ottimale, no, ai bisogni di un territorio. Però evidente, le unioni di comuni fanno fatica a decollare. Cioè che quelle che sono decollate non sono completamente soddisfatti dell'esito, e quindi questo è un altro problema. Allora, a Vicenza, come in tanti altri territori in Italia, i comuni sotto i 5.000 abitanti sono tantissimi. Andiamo da percentuali del 50% e andiamo anche al 60% in alcuni casi e forse anche di più. Però è evidente che queste dimensioni rendono difficili la gestione di tanti servizi. Lo vediamo per esempio laddove i comuni si sono messi insieme e sono riusciti a fare dei passi in avanti, laddove hanno messo insieme per esempio i servizi di polizia locale, dove hanno messo insieme i servizi di raccolta dei rifiuti. Cioè ci sono dei settori dove noi possiamo vedere che il fatto di mettersi insieme comporta un miglioramento dei servizi. È evidente che come si può dire, una migliore organizzazione consente un maggiore efficientamento e quindi una maggiore capacità di risposta in termini di quantità ma anche di qualità. Il tema quindi dell'accorpamento dei comuni e della fusione dei comuni ma anche dell'accorpamento dei servizi laddove non si riesce a raggiungere la fusione è un tema che noi abbiamo messo nella nostra, quella che il collega prima ha definito piattaforma, cioè questo documento dove sono sintetizzati, diciamo così, i principali capitoli. Si è fatto qualche passettino in avanti perché a Vicenza qualche anno fa i comuni erano 121, oggi sono 114. Ci sono state delle fusioni che sono riuscite col consenso delle persone e noi abbiamo in questo modo fatto la nostra parte anche nell'andare a discutere con la popolazione di questi temi. Ci sono alcune fusioni che non sono riuscite, ci sono ancora molte resistenze perché evidentemente c'è anche, come si può dire, la paura di perdere delle peculiarità, delle identità. Ma questa è una paura che, come dire, che forse è in qualche modo a volte enfatizzata, a volte strumentalizzata, ma che dovrebbe essere, come dire, messa e considerata guardando bene anche invece quali possono essere i benefici. Non so per quanto tempo potremo permetterci di andare avanti con tanti piccoli comuni. Posso fare un esempio: se un comune i servizi sociali, i casi sociali, come possono essere una persona anche giovane che non è autosufficiente, sono evidentemente casi che i comuni devono in qualche modo prendere in carico. Ma come fa un comune di magari solo 500 abitanti o 1000 abitanti, come ce ne sono tanti, a prendersi in carico un caso che evidentemente ha dei costi rilevanti per sostenerlo? È evidente che quello stesso caso potrà essere invece accolto e seguito laddove ci sono più risorse e dove c'è una massa critica che consente un'organizzazione migliore dei servizi. Questo potrebbe essere un esempio, ma potremmo farne anche tanti altri. Per cui uno dei temi che noi poniamo con forza è quello dell'aggregazione dei servizi e laddove si può di arrivare anche alle fusioni, che non vuol dire... Che quindi voi questo lo consigliate quando c'è anche nell'ambito della, tra virgolette, contrattazione sociale che fate? Cioè, è uno dei temi che portiamo, come portiamo tra l'altro il tema per esempio anche del recupero delle risorse. Non c'è solo un problema di utilizzare meglio le risorse che già abbiamo, ma c'è anche il tema del recupero delle risorse. Ce lo dicono molte ricerche, ma molti dati lo sappiamo, che il tema dell'evasione fiscale nei nostri territori come nel Paese è un tema come dire, molto importante e scottante. Noi chiediamo anche ai comuni, proponiamo anche ai comuni per esempio di aderire ai patti anti-evasione con l'Agenzia delle Entrate e laddove questo è successo, laddove i comuni hanno attivato questi patti, hanno potuto anche beneficiare di un recupero di risorse perché la legge dice, c'è una norma attualmente in vigore, che dice che laddove i comuni attivano queste iniziative sono i primi a beneficiare delle entrate che provengono da quel tipo di accertamento. Sono, come si può dire, esperienze concrete che esistono. In alcuni posti troviamo più resistenza, in altri più, come dire, no, è più facile. Però noi crediamo che questa sia la direzione in cui tutti dobbiamo marciare per poter, come dire, alla fine creare una situazione migliore di benessere per tutte le comunità in cui operiamo. Assolutamente. Cosa dice lei a questo riguardo? Sull'evasione? Anche sull'evasione, sì, che è uno dei punti forti anche in questo momento di cui insomma si parla. Se ne parla molto e oltretutto
il DEF del governo parla anche molto di recuperare risorse attraverso l'evasione, credo 7 miliardi prevede di recuperare. Ma io penso questo rispetto alla... c'è più un fattore, diciamo, ideologico da parte molte volte delle amministrazioni, che è vero, come diceva Renato, molti rispondono positivamente a questa legge di dire al recupero sull'evasione, però altri rispondono in qualche modo, in modo negativo di fare questa cosa, perché il timore è quello di dire ma pensiamo che il nostro concittadino sia un evasore, e no, io non voglio pensare che il mio cittadino sia un evasore, cioè, per cui in modo ideologico c'è un modo di negare l'evidenza, ecco, rispetto a questo. Per cui credo che invece, se lo guardiamo in modo oggettivo, perché i dati, quando al di là di l'evasione sta dove sta la ricchezza, non è sta l'evasione dove c'è la povertà, dove c'è povertà non c'è ricchezza, e a quel punto è l'evasione. Chiaro, in un paese ricco, in un territorio ricco c'è evasione. Oltretutto abbiamo un'evasione anche nel nostro Veneto, diciamo che ormai è conclamata rispetto alle cose, si sa, inteso. Rispetto a questo, pensare di fare dei progetti senza andare su questo, dire in termini anche valoriali, ma il cittadino di conseguenza è l'evasore, no, ci sono alcuni evasori, cioè non è che tutti sono evasori, c'è chi fa l'evasione, è su questo, e non è l'evasione quella della grande impresa o del grande cosa, ma l'evasione è anche la microevasione che c'è, che è l'insieme. Quando noi parliamo di quei 200 miliardi di non dichiarazione diciamo di reddito, no, fa sì che non è fatta solo dalle grandi imprese o dalle grandi multinazionali e queste cose, che fanno più elusione che evasione fiscale, inteso rispetto a questo, ma è fatta di varie cose. Dopo, i classici insegnanti che fanno le lezioni di ripetizione, sì, perché non si può mai parlare di certe cose talmente palesi che... Diamo per scontato ciò che è l'altro che la fanno, cioè, quando noi non chiediamo il scontrino fiscale, no, che sia anche un scontrino fiscale di €1 e altro, comunque contribuiamo all'evasione. Sì, no? posso dire, questo è anche abbastanza, ormai al di là di tutto, irrisorio, perché lo fanno quasi tutti, perché comunque hanno dei controlli in ogni caso, per ambiti per cui lì non c'è. È un altro discorso, il discorso di chi, anche dei pensionati stessi purtroppo, che fanno il lavoro di giardinaggio, però lo fanno extra e non pagano le tasse, dell'insegnante che fa ripetizioni. Se vogliamo andare a vedere questo, bisogna capire se rileva oppure no, se questo invece, o chi fa, la signora che fa il lavoro di pulizia il pomeriggio, però non vuole essere messa in regola, altrimenti perde determinati benefici di carattere fiscale. Questi sono evasori, ma questi sono talmente radicati sul territorio che fa il loro male stesso. Allora e per quello i sindaci sono cauti. Io ho parlato con dei sindaci, sono cauti perché è il tuo vicino di casa, è il tuo nonno che fa il giardiniere, è il tuo parente, quindi vai a tirare e dici, quando sai che c'è invece l'imprenditore tal dei tali, cioè la grande azienda multinazionale che ha ficcato una sede, stabilimento produttivo o un deposito lì, e quello sarebbe però non puoi toccarlo. Bisogna stare attenti un po', perché ci sono delle connotazioni un po' particolari. Io fino a qualche mese fa facevo sindacalista attivo. Immagino il passaggio. Ed ero in segreteria nazionale e seguivo il comparto della moda, per cui è lì, nel comparto della moda in questi anni, soprattutto straniere più che italiane, c'è stato uno sviluppo enorme delle multinazionali. Certo. Quello che io posso dire è, loro, quando parlo di elusione, mettono... C'è un caso di un'impresa, di 2 grandi imprese della moda francese, che ha oltretutto una delle 2 che ha anche stabilimenti qui a Padova, che ha fatto l'accordo rispetto ad alcuni marchi dove erano stati messi in termini legali, e di conseguenza il bilancio o dove veniva presentato le cose. Ma è un'elusione fiscale, cioè hanno capacità di fare i cosiddetti, mettere le aziende in termini legali in altre nazioni, giochi. Più che l'evasione in sé, no? È un modo diverso di... Però crea danni. E qui lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, in alcuni casi è riuscita a dimostrare che devono pagare dove producono, no? Dove hanno la sede legale. Mentre sul fatto della microevasione o d'altro, io penso è più un fatto culturale. Penso che se noi come paese europeo siamo a questi livelli, rispetto ad altri paesi in cui c'è, non è che in Germania non ci sia, in Francia non ci sia, però è un fatto culturale di sapere che attraverso le tasse
lo Stato provvede a tutti i servizi sociali che ci dà, che non è il servizio di quello che stiamo parlando oggi solo, cioè i comuni, ma se pensiamo agli ospedali, se pensiamo all'istruzione, se pensiamo ai trasporti, a tutto quello che è. Cioè attraverso le nostre tasse abbiamo questo. Se pensiamo che ogni volta che facciamo l'evasione manca un pezzo per fare innovazione, anche quello che riguarda lo Stato sociale, alla fine forse se culturalmente cambiassimo un modo... C'è una sfiducia nello Stato comunque, perché si vedono cose aberranti, molti cittadini vedono cose aberranti e non vedono cioè classico, non fai figli perché rispetto alla Francia l'asilo nido devi pagarlo, cioè i servizi devi pagarli, il super ticket, il ticket è questo, la sanità, se vuoi una diagnostica rapida, tanti anziani ci scrivono, parlate anche di questo. Tempi d'attesa mostruosi, te la devi fare privatamente, sono tanti soldi, lo Stato lo vedi sì, però quanto lasci in busta paga, quanto il pensionato lascia e che non ottiene in corrispondenti servizi. Parliamo del fondo non autosufficienza, parliamo delle case di riposo, paghi. E allora molti cittadini finché possono avere quel margine in più da mettersi via per far fronte alla badante della situazione, casa di riposo un domani, perché sono realtà tragiche ma vere, trova degli escamotage. Questa è l'Italia purtroppo, perché abbiamo un sistema che fagocita. Però vorrei tornare un po' su questo discorso che è estremamente interessante, quello che facciamo, so che dopo interessa e scatena anche i nostri telespettatori. Chiedendo a lei, ci sono dei numeri, secondo me, che è brutto dire numeri, però sono interessanti, perché comunque voi siete riusciti a concludere tanti accordi, veramente tanti accordi, fra il 2013 e il 2018, e in Veneto l'attività ha margini comunque di crescita, ci sono 263 accordi chiusi ed è la sesta regione su scala nazionale, il 97% degli accordi sono stati fatti con i comuni, con durata annuale, e il 90% riguarda in primo luogo l'area fiscale, e qui torniamo su questo discorso, e qua vediamo appunto anche la grafica che c'è di supporto. Perché c'è margine ulteriore, per esempio in tema fiscale? Cioè, voi tra l'altro avete fatto delle proposte anche molto concrete al riguardo. C'è margine perché evidentemente io non a caso all'inizio ho parlato di un percorso, no, che noi abbiamo iniziato alcuni anni fa e che anche se faticosamente si sta irrobustendo, sta crescendo. E sta crescendo soprattutto quando le istituzioni locali si rendono conto che la proposta che noi stiamo facendo è una proposta di camminare insieme, non è una contrapposizione, non è che noi andiamo lì a fare semplicemente a portare delle istanze, evidenziamo delle situazioni e dei problemi, però siamo a disposizione anche per studiare insieme delle soluzioni. Certo. A volte magari basta anche mettere insieme e mettere in rete, come si dice adesso, delle esperienze che già ci sono, perché sappiamo per esempio che noi abbiamo un territorio molto ricco per esempio di esperienze di volontariato, che a volte hanno solo bisogno di essere in qualche modo accompagnate e supportate. E questo lo scopriamo proprio andando in giro, perché abbiamo trovato anche tante buone pratiche nei comuni che magari non si conoscevano, e allora il nostro girare nei comuni ha aiutato anche altri comuni magari a conoscere delle buone pratiche che non erano conosciute fuori da quel territorio. Beh, ad esempio io qua il comune di Tiene, che attivando questo protocollo d'intesa, ha recuperato 55.000 euro. Potremmo portare anche altri esempi, però adesso più che la lista dei comuni che hanno recuperato risorse è importante il tema intanto che si possono recuperare risorse, quindi ci sono, e l'attività è ancora purtroppo, quell'attività di collaborazione è ancora scarsa, perché all'inizio quando abbiamo cominciato a proporla, la normativa è del 2005, mi pare le prime normative sono di quegli anni lì, c'era molta più resistenza da parte dei comuni, adesso grazie anche al fatto che noi abbiamo spinto anche con l'ANCI eccetera, la cosa ha preso più piede. C'è un po' più di coraggio, no, nel superare quei timori di farsi dei nemici all'interno della propria comunità. Poi non andiamo a parlare del piccolo favore che fa il pensionato o che scambiano, no, perché uno taglia l'erba e l'altro magari gli va a fare la spesa. Ecco. Non parliamo di questo, qua parliamo di segnalazioni qualificate, perché la Guardia di Finanza parla di segnalazioni, l'Agenzia delle Entrate parla di segnalazioni qualificate, ma soprattutto l'attività del comune può essere utile all'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate non conosce situazioni che invece il comune conosce benissimo. La segnalazione qualificata ha un po' questa caratteristica, certo, no? Di non essere una situazione che è evidente dai dati che già... C'è stata rivolta una domanda, adesso mi viene in mente, la giro a voi perché riguarda sempre questo tema, ma chi dà la garanzia al cittadino che questi soldi recuperati poi vadano nel sociale?
Allora non c'è una garanzia scritta dalla legge che devono andare nel sociale. Noi chiediamo che le risorse recuperate vadano nel sociale e tanti comuni... Quindi voi fate questo pressing proprio per dire questi soldi... Però è una certezza che le risorse recuperate attraverso quell'attività lì ritornano al comune che ha attivato l'attività. Certo. E allora abbiamo degli esempi. Lei ha citato prima un comune 50.000 euro in una determinata annata. Potremmo avere degli altri esempi con altri comuni altrettanti 50-60.000 euro piuttosto che 30, a seconda anche della, come dire, del volume di attività che è stato sviluppato. Ma la cosa interessante è che su questa, quello che interessa sottolineare è che su questa versante, su questo indirizzo bisogna premere un po' di più l'acceleratore, bisogna andare avanti, perché vuol dire questi dati pur parziali, diciamo così, ci dicono che il fenomeno può essere combattuto e si può lavorare su questo senso. Poi noi chiediamo che le risorse che vengono recuperate vadano prima di tutto sul sociale, perché riteniamo che il sociale è un'emergenza, ma questo ce lo dicono tutte le ricerche, tutti i dati, quindi non abbiamo bisogno di sottolineare. Allora io vi ringrazio anche del vostro lavoro, questa FNP quindi di Giorno del Vicentino è stata qui con noi con questa attività, per raccontarci questa attività di accordo e concertazione con i comuni per cercare di devolvere risorse all'ambito del sociale e di chi ne ha bisogno. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguiti, alla prossima puntata.